ufficiale del movimento estremista ligure. Non si è sentito? Comunicato ufficiale del movimento estremista ligure. A quanto pare la pandemia forse sta dando gli ultimi colpi e sta per finire. Questo periodo che ci ha visto divisi, fa pro Vas, no Vas, dobbiamo ritornare a essere uniti e ritrovare la nostra identità ligure, che è quella di un popolo scorbutico, testa di cazzo. Dobbiamo tornare a essere facce di merda. Chi c'ha voglia di cantare delle canzoncine tipo Gianni Morandi, Giovanotti, è pregato di portare via le balle. Andersen, che tra l'altro se le bande ci hanno fatto anche un festival. Andersen. Noi non si ha tempo da perdere nelle cose, le canzoncine, l'allegria. Noi qui si è alla ricerca perenne delle condizioni del vaffanculo a livello esistenziale. Quelli che dicono la vita è un bellissimo viaggio che ti porta in posti incredibili, ti fa conoscere gente, tanto poi la destinazione finale comunque sta alieno per tutti. Comunque siamo tutti qui per definire le tappe della prossima campagna anti-invasione di tutti quelli che vengono da oltre Liguria. Abbiamo molto tempo, non facciamoci mangiare il belino dalle mosche, Magari facciamoci un bel bidet con il DDT. Primo punto, situazione autostrade. La A26, dal punto di vista dello scoraggiare il flusso di quelli che vengono da fuori, è già pronta. Sabato scorso l'ho voluta testare, ho fatto da Ovada fino all'autogrill del Turchino, 2 ore e mezza. Mi sembra che come tempi ci siamo. La A7, ultimamente qualche cantiere ancora c'è, però purtroppo il traffico è troppo scorrevole. Noi dobbiamo puntare alla prevenzione. È per questo che cercheremo un'interlocuzione con i vertici di autostrade per definire una possibile deviazione di tutto il traffico dalla A7 alla A26 prima di Serravalle. Noi confidiamo di avere un buon dialogo con i vertici di autostrade che dal punto di vista di creare dei disagi ci sono sempre sembrati molto attenti e premurosi. Seconda questione. Avevo detto che l'unica questione sono più di una. I baffi. Per uno statista in proiezione come me, perché sicuramente se dovessimo andare al governo come movimento estremista ligure, sono io il presidente, che sia chiaro questo. Ma dal punto di vista dello statista, li tengo i baffi o li tolgo? Tolgo anche il cappello? Terzo punto fondamentale. Abbiamo deciso di allargare lo scenario, di diventare una forza più cosmopolita. Non ci staranno più sul caso soltanto i milanesi, ma apriamo la scorbuttaggine anche nei confronti dei piemontesi in maniera molto forte, soprattutto dalla parte del ponente, e soprattutto quelli di Parma che arrivano giù dalla Cisa. Attenzione, anche quelli di Carrara, che cazzo vogliono? Vabbè che arrivano lì e da quelle parti sono tutti mezzi spezzini, però anche lì sono liguri. Va bene, di cose ne abbiamo dette, ma io voglio che entro la prima quindicina di marzo tutte le strategie per il respingimento siano in atto. Tutti i bar, tutti i ristoranti, tutte le attività con il contatto con il pubblico si devono adeguare con i protocolli di sfanculamento che sono stati elaborati dal movimento estremista ligure. E quindi, riassumendo, che tu sia nero, che tu sia giallo, che tu sia rosso, che tu sia biondo, diciamo suca non solo a Milano, ma tutto il resto del mondo. Mondo suca. Una volta c'era mondo convenienza, adesso c'è mondo suca.